Allora, carata forza. Allora, cinture bretelle allacciate. Perfetto. Allora, pedaliera regolata, tettuccio chiuso ma non bloccato, parcheggio inserito, il master on, il dynon on, cuffie indossare. Per un attimo. Prova, sa. Molto bene. Ecco, se facciamo così, se non lo distorto. Molto bene. Alza le tue cuffie al massimo qua. Molto bene. E questo lo teniamo così, perfetto. Prova. Skyview. Esatto. Cuffie indossate, CXP fuel accesa. Batteria 1139. Perfetto. Allora, 1139 sì, 12,2. Flap 30 gradi sì, anche qua. Trim neutro, almeno sì. Strumenti analogici, IGE. Settore carburante sul più vuoto, yes. Comandi di volo liberi. Trim check un'altra volta, propeller passo minimo, yes. Briefing decollo effettuare, avviamento motore, lineale in B. Allora, qua si fa start power, switch power on, che è questo, e si guardano le spie A e B che si spengono dopo 6 secondi. Ok. Poi strumenti messi sì, pressione del bar tirando sulla pompa 1, deve essere maggiore di 2,5, 3,1, a freddo 2 cm avanti, via elica, e lo riporti subito così a metà del verde, comunque 2000-2002. Perfetto. E facciamo il riscaldamento, ma ci metterà un blitz perché è caldo. Ok, motore avviato maggiore 1500, pressione olio 2,5, ci siamo, 3,5, ovvio. Riscaldamento 2,3-2,5, va bene, pian piano si apre. Allora, facciamo check pompe, pompa 1 e 2 su. Allora, 2000 giri. Dio povero, ci vuole una manina. Oh là. Boh. 2040 giri, dicevamo. Pompa 1 e 2 on. Giù le 2 per 5 secondi. Controlli. Ci siamo. Su le 2. Tutte e 2 on. Tiri giù le 1. Controlli il calo. Siamo. Su le 1. Accendi il strobo. Dai un po' di motore. Radio on.
Allora, circuit breakers tutti inseriti, blocco paraglute tolto. Allora, Dettuccio, bloccarlo sui 3 punti. 1, 2 e 3. Flap 17 gradi. Quando faremo, magari se facciamo touch and go dopo, tu vuoi far tu i flap? Se vuoi, faccio vedere, guarda il tempo. Allora, fai finta che lo fai da solo, no? Guarda qua, non guarda fuori, ok? Tanto, cioè giusto per... Vai, 1001, 1200, 1300, 1400, 1500. Siamo andati un po' oltre. Dopo, se vai su con 16 gradi, un cambia-cazzo, intendiamoci. Cioè. Sì. Boh, io faccio 1500, un po' più veloce magari, ecco. E poi controllo qua. Trento, il trago 147. 4730, avanti. Ha raggiunto la cimatura che mantiene per operazione sul rifugio 36 e Pedrotti. Abbiamo 7 minuti nel box. Cazzo, riporta rientrando. Riporta rientrando per poi rifornire l'147. Trento, buongiorno, da linea Alfa 656. Buongiorno, avanti. Buongiorno, in Alfa 656 al parcheggio dell'Aereo Club per un volo VFR locale senza piano di volo, equipaggio Marcozzi più un passeggero sarebbero pronti a muovere per il punto attesa. Per la 36 vento calmo con H1037 riporta quando è pronto al contropista. Riporterà pronto al contropista India Alfa 56, preferenziale 36, India Alfa 656. Ok, allora la... Ricopiato il CNH. L'H1037 India Alfa 656, grazie. Dimenticato però. Siamo al comincia di Alfa 120 avanzato 36, riportiamo in finale 36, tacciamo. Ce l'hai copiato, riporta. Tu sai che sei 40, lo trovi a Pilocone. 037, no. Altissima pressione, buona. Ok, no, andiamo là. Sta arrivando. Magari gli diamo una manina, dai, per fare sull'olio, perché... Marco. Bravo il Marco, bravo. Bravo, no, il Marco, guarda, devo dire, tra tutte le persone che ho conosciuto in tutta la mia vita, è il più bravo. Ce ne sono molti altri bravi. No, lui è il più bravo, però, Però qua in aeroporto ecco, all'aeroporto sono tutti bravi. Charlie Alfa Bravo Bravo, pronta la partenza, 36 lato destra. Ha copiato 36 destro libero, vento calmo. India Bravo Bravo. Ecco, vedi, già l'olio adesso, 57, è già tra i 50 e 110, quindi Apriamo. Da un occhio io all'olio. Stai tranquillo sull'olio, Calma. Finale 36, tacciamo, vediamo il comincia di Alfa. Ha copiato 36, vento calmo. C'è da fidarsi proprio ciecamente di quelli. Trento, bravo. Allora, carburante sul più pieno, coolant 75, 120 ci siamo, propeller passo minimo yes, prova magneti. Allora, 4.000 giri, controlla sempre i freni. 4.000 giri. Ok. Adesso prendi, parti da là, giù là, controlli il calo, ok, chiudi, 1, 2, 3, 4, 5, giù il B, calo 20 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom, perfetto, facciamo l'elica. Allora, una pompata, guarda i giri, scendono i giri, seconda pompata, guarda la map, aumenta la map, terza cosa, guarda la pressione dell'olio, quasi invariata, boh, giù.
e ci siamo. Allora, controlli, pompa 1 e 2 sono su, le in A e B sono on e le spie sono spente, busto dyno ovest e ovest, propeller passo minimo, i flap li abbiamo a 17 gradi, lo vedi qua e lo vedi fuori, comandi di volo sono liberi, il tettuccio 1, 2 e 3, faro di atterraggio on. Adesso praticamente questo, quando saremo un po' fuori, facciamo i controlli il posto e collo, tiriamo giù anche la landing tra i vari controlli, vediamo le temperature, che sia tutto a posto, tiriamo via la landing e via. Metti, vai lì. C'è quello che sta atterrando. Sì, beh, ma quello fallo partire il punto destro. Io non mi muovo finché non glielo dico. Molto bene. L'erba. Antonio, Fastigo 6 pronto per il contropista 36. 56 contropista 36, riporta allineato pronto alla partenza. Riporterà allineato pronto alla partenza India Fastigo 6. Bello o no? Allora, pista libera, finali 1 e 2. Mike Charles, sotto vento sinistro 36. Sotto vento sinistro 3. Vabbè, aspetta, eccolo lì. Arriviamo prima noi. Rafa riporta finale. Riporterà il finale India Mike. Il lungo finale. Allora, controlli il rullaggio, siamo. Le temperature vanno bene. Ok, c'è. Vabbè, boh. La pista dietro non serve. Sono tutti i netti che rubo. Destra manca. Allineato pronto alla partenza India 656. 656 da 36 libera per la partenza, vento calmo. Decolla India 656. Speed is alive. Center line. 48 nodi. 53. Rotate. Tenerla 70 nodi. Voilà. Finale 36 India Mike Charlie Alfa per faccio. Va benone. Se Alfa copiato 36 vento calmo. Ok. $920 piedi. 656 in volo 47, confermi intenzioni? Riportano lasciando al Sierra India 656. Ok, riporto lasciando. Alla pulita. Scendiamo un attimo di map verso i 25,5. Perché hai fatto così? Mentre gli dicevo riporterà lasciando il Serra? Terra. Serra. Sì. Hai fatto così? No, no, dietro ti dicevo. Ah, ok. No, vi dico che ho sbagliato a dirgli No, qualcosa. no. Ok, vai con l'elica. 5.000. 5.000 giri. No. Ok, allora stiamo salendo a 350, mettiamola a 90 di velocità e direi che va bene a 26, dai, perché siamo belli carichi. Ok, tutto perfetto.
A lei. Aia. Disposto dalla pista Gatti sullo scorso nostro non tempo. Copiato. 90, così te lo trimmo, saliamo un pochino più decisi, altrimenti. Trento dalla biga. Avanti, Biga. Io mi porterei al punto attesa alfa, sarei pronto per un contrappista 1-8, poi mi fermo a bordo pista per operare su una lampada. Ok, guarda, se vuoi mantenere la stradina è meglio che abbiamo traffici in circuito. No, negativo, devo arrivare. Volevo capire come mai sei un po'... Ok, allora in questo caso bravo, se puoi mantenere un attimo il Dagli pista un Gianti. po' di appena di destra. Bravo. Ok, bene così. Ok, vai pure, Biga. Un po' troppo. Va bene. Che giornata, ragazzi. Mamma. Tutto vento a sinistro, 3-6. Facciamo India, Mike Charlie Alfa. C'è gli Alfa copiato, riporta finale. Sul 3 Bravo, se vuoi spostarti al raccordo Alfa vai pure. Ok. Sono 4 gradi fuori. Mi pare che sia 50. Trento la biga mantiene a bordo pista al lato est per operare su una luce. Copiato. Trento India Alfa 656 al Sierra 2500 piedi, lascia, a dopo. Non mi ha sentito? Trento India Alfa 56, Copiato, ciao, a dopo. a dopo, ciao. Ok. Strada la conosci. Stiamo andando da Dio, l'aria è di uno spettacolare. Se tu salissi così potremmo anche tagliare da Bordale. Là? Sì. Guarda, tu vai, punta così e tieniti con questo raggio che va benissimo, no? E se vedi che sei basso, allarghi e non c'è nessun problema. India Charlie Alfa bravo, libera per il piazzale al flash. Alfa bravo. Corto 3-6 per un finito, India Mike Charlie Alfa. L'Alfa copiato, vai a Persino 0 al centro, buongiorno, vai. Chiamata all'aria India Alfa 56, Rovereto 3100 piedi. Da 36 vento calmo con H1037, sta pronto a contropiede. Stadio Quercia. Oh, stiamo salendo di un bene. Cioè, pazzesco. Ah, no, vabbè, adesso sì, va bene i 90, però cazzo, stavano salendo come dei missili. Charlie Alfa 53 contropiede. Non ti ispira? Allarga, non c'è problema, ci passiamo, ma fatti il giro. Mamma che meraviglia oggi.
Dopo se vuoi ti spiego come funziona l'autopilot, che me lo sono fatto spiegare. Qua, quello lì è il decollo del sommatore, no? Quel prato lì cos'è? Ok. E dovresti vedere la maiga tra poco, un pochino prima. Vale sempre la regola di allargare gli spigoli, diciamo, no? Gli angoli ciechi. Però è bellissimo il sommatore, guarda qua. Lì. Allora. Che castello è questo? Coso? Noarna? Sì, è tutto diroccato, hanno fatto una scala. Allora, quelli lì dove c'è quel pratone, lì c'è la strada sopra e a bordo strada c'è il decollo. Adesso sto vedendo se vedo la malga, sommatore, quella lì bianca mi sa. O quella là. Come? Se vedi gente che decolla qua, levati dalle banche. Chiamata all'aria, India Pacifico 6, Mori, 4400 piedi. Guarda che bene. Cosa? La Bello. rocchetta. Noi passiamo dentro là. Ah sì, passiamo in mezzo, devi mica essere più alto di quella cima lì, E comunque passiamo alti, vedrai. Sì, dritto così. Allora, qua non c'era vento, però se fosse il nord non passi così vicino lì, no? Allarghi. Capito com'è? Sì. Perché sei nei sottoventi del nord, insomma. A proposito. Tutto perfetto. 25 andiamone ancora un po', 25,5. Quando hai dubbi, guardi qua, 5,5, 5.600, 75%. Bella no? Mamma mia. Mamma mia. Libera, vento calmo. Oh, ancora 30 sento. Chiamata all'aria, India Pacifico 56, sopra Turbole, 5500 piedi. Qua ogni tanto dai un occhio, per esempio se vedi il biotopo qua, clicchi e ti dice fino a 2005 è un 1640 ground, no? Vedi? AGL, ground level. No, qua lui ti dice salire sopra i 6200, vedi? Davanti? E ci arriviamo, ma perché? Per passare quelle cime, quelle lì. Noi già così potremmo tenerci 5600, saliamo a 6000, toh. Vedo Ma già il lago di Ledro. guarda che bello, guarda. Oh, siamo in volo da 11 minuti. Da sopra riva. 11 minuti, da Trento. Adamello. 30. Lo vuoi di più? Battello. Vedi? Così un po' frescolino. Io ho caldo, poi. Caldo, No, sì. quando vuoi ti scaldo, ma No, sto no. talmente bene. Chiudo l'aria qua. Allora, sto giro, stammi un po' al lato sud della valletta, così lo vediamo giù così, e poi punti là,
Dove vuoi? Allora, vedi quella cima là, un po' innevata a nord? Quella là? Sì. Quella più Tu vicina. punti quella, diciamo. No, quella laggiù. Poi ti faccio vedere. Io il lago ovviamente mi fido di te perché... No. Allarga così lo vediamo, dai. Fai un po' così. Dio de Dio. Luce da Enel. Guarda che spettacolo. Mo. Adesso si vede o no? 6100. Lea sa. Facciamolo correre un po'. Dai tu. Come vuoi? Sì. Puoi tenertelo. Per farti 2 foto qua al lago di Ledro? C'hai qua il telefono se vuoi. C'hai tutto il tempo. Noi andiamo dentro là. No. Là. Lì è quella pancia che ti dicevo che non esci, tra virgolette. Cioè, esci se sei alto. È quello, quando dicevo punta quella cima, perché, allora, ti dico come ragiono io dopo, a parte aver pianificato, come vedi, ho già pianificato, boh. Però a linea di principio tu sai che la valle che devi prendere è quella lì dietro, si chiamano le valli giudicarie, no? Per andare su a nord, verso Tione. Cos'è che guardi? La casetta dove siamo stati a Ledro. E dov'è? È qua sotto proprio. No. Ok, e quindi dici, boh, ti scaldo un po' adesso, dai, che... Vabbè, non serve tanto. È 0 gradi fuori. No. E praticamente dici devo andare là, ok, per andare là posso andare così, punto più basso e su, oppure tagliare così, ma dov'è che taglio? Dove vedo che passo, giusto Ale? Sì. Allora ti ho detto prima, Ok. punta quella cima lì perché quella, stando lì un po' a sud, passi. Questa è la famosa valle di Concei. Quella ti dicevo che è, Chiusa. insomma, è chiusa, se tu arrivi qua, cazzo, e sei basso, e sei di sotto. Chiamata all'aria, India Alfa 56, lago di Ledro, 6600 piedi. Questa è una bella quota, perché 6.600 è proprio bello, vedi tutto bene, viaggi, sei fuori diciamo dalle cime, queste qua. Dopo chiaramente dovessi ballare, perché chiaramente sei sotto le cime, no? Ti alzi. Se tu guardi a sud, appena arriviamo in questa valle, guardi a sud, vedi il lago d'Idro. 22 verticale di Borgo, 5000 piedi, bound stretto. Quello lì è il biotopo dell'Ampola. Della? Questo qua? Ampola. Non lo conosco. E dopo vai su, arrivi all'Ampola. Ok. Qui si ballerà un po'. Allora. Questo ti stima il vento di così? Sì. La- Allora, quando sei passato lo stivo, cioè sotto il Biaena, mi stimava di 16-18 nodi e non ne abbiamo sentito un cazzo, quindi sono quelle stime, guarda. Piaciale, questa è la valle. Non solida. Goditi questo spettacolo. Sai come si chiamano i bambini di quel paese lì? Che abbiamo davanti? Il paese si chiama Creto. I bambini come si chiamano? Cazzo, sono separati la Val di Ledo dalle Valli Giudicarie. Niente, è questo. Adesso vediamo se lo vedi. Ok. Eccolo là. Cremona Radio, India, Charlie November Tango Oscar, buongiorno. Chi è questo? Verona Radio. Cremona Radio, India, Charlie November Tango Oscar, Charlie 152, due persone a bordo, in arrivo da Valfrembo, col campo in vista, riporteremo sulla verticale campo.
meno 1 fuori, no? Se vediamo che scende possiamo anche cominciare, perché poi chiudendo questo, teniamolo d'occhio, ma chiudendo questo ci scaldiamo anche di più, perché senti che differenza d'altronde sotto la paratia è chiusa e quindi il calore del motore entra tutto. Io l'ho aperto già da prima, vedo come, però con tutto aperto il cool flap già un'altra temperatura, chiaramente se vediamo che sale Cremona, buongiorno, dal Delta Fox. Cremona. Damello, quello è Brenta, Tione lì sotto. Cremona Radio, India Charlie November Tango Oscar, prossimo a vertical campo. Allora, dove poi vado via? Prende informazioni che c'è l'Alfa 9 per il Scott, no? Chiamate l'aria, India Pacifico 6, Roncone, 7500 piedi. Allora ci inseriamo in sottovento. Si sente un casino qua. Riporteremo in finale Whisky 2 e diretti al nostro campo se possibile per un volo esame. Ma saremo una decisione. Correzione dal November 2 di Gessera Alfa November. Decollo per 29. Ok, quindi se guardi Campiglio è laggiù, questa valle qua, vedi dove si alza un po' il punto quasi in cima ai Campiglio. 1037 l'H per il Gessera Alfa November. Anche se vuoi andiamo di là, è uguale, è entrando nella Val di Non. Tu vuoi vedere una roba? Come vuoi tu? No, io ho pianificato questo, però se tu vuoi provare una roba nuova. Up to you. Magari vecchi 2 scorloni là e non ti piace, invece qua sai che il campo lì dietro sempre tranquillo. Affermativo, siamo No, interpreto, Andiamo la via. Nel senso, sai che lì dietro. Cioè, cosa hai visto? No, Quando ti vedo. Cioè io ho vedo. visto un'ombra, Hai fatto. mi sembrava un'aquila. Io mamma! Cremona Radio, buongiorno, del Teco Gol. Volevo dirti, no? Prime volte che non sei tranquillo. No, ti dirò che sono Sei abbastanza tranquillo. Boh, Sì. per dire, sapere che il campo lì dietro, quella è la paganella, no? Campo lì dietro, ti senti più sicuro che andare, no? Prime volte. Tione, portanti da Folk. Segue un altro traffico che è appena decollato e abbiamo un traffico. Mi accodo a voi del Teco Gol Victor Fox, grazie. E quindi Cremona Radio, India Charlie November Tango Oscar, corso finale 29, sarà un stop. Charlie zero. India Charlie. Cremona Radio del Teco Gol Victor Fox, su cielo campo 2000 piedi, in discesa per i 1900. Sono curioso di sapere che cielo campo è. Ok, c'ho in vista che mi stai andando dietro, io metto prua 100 e vado verso est. E non intercerai più la zona del campo del Teco Gol Victor Fox? No, vado a Fano, vado via. Copiato, buon divertimento del Teco Gol Victor Fox. Grazie a te, buona giornata. Io sarei curioso di sapere chi è. Cioè, Un po' turbolento oggi, eh? No, non io. Echo to 4500 feet, India Command. We'll report left downwind 360, India Command. E questa piana che c'è qua. E quindi
Qua praticamente subito dopo c'è il lago di Cavedine e sei nella Valle dei Laghi. Incredibile, eh? Qua arrivi a Sarche. È il pleggio questo? Eh? È il pleggio? Pleggio, esatto. Però voglio dire, qua sbuchi a Sarche, no? Sì. Dov'è esattamente? Pleggio super... San Lorenzo in Banale. Adesso di qua costeggiamo il Brenta. Oh, in 20 minuti siamo già qua, oh. Sto cercando di capire dov'è Sarche, perché l'ho perso. Sarche. Sarche, Dro, Sarche, eccetera. Guarda qua, Dro. Vedi? È lì, eh? Quindi Sarche deve essere sbucare lì. Lì dovrebbe essere. Quella è la Paganella. Sì, sì. Palon. Quindi vieni su di qua. Sarche è lì sotto. Sì. Lì sotto. Boh. Sono un attimo Dopo perso. vai. E dopo vieni su di qua. Ione. Ti fai. Ma Mona, ti fai prima. Famoso bivio, dopo vai. Ti fai prima, come si chiama? Sono le terme di Comano, esatto. Oh, va che bello il lago di Molveno. Autopilota? Sto autopilota? Qua? Ripresa lì. Ah, passi di? Passiamo lì o lì? Passiamo lì. Il lago. Ti volevo far vedere il lago, no? Come vuoi, sono grandi. No. Dopo lì andiamo sport minore. Rocchetta. Poi l'idea è tagliarmi e puntare verso est. Che basso è? Vedi che basso che è? Sono sceso a 6.200, sai? E un altro elicottero commissione a Pistaglianti, certo calmo, Quennato 037. Allora, qua, se vuoi mettere l'autopilota. Chiamata all'aria, India Alfa 56, lago di Molveno, 6.200 piedi. 736, il 30 effettuato il tocca. L'elicottero ti dà? Chiamata all'aria, India Alfa 56, lago di Molveno, 6.100 piedi. Ci metti al di là del Brenta? Sembra più largo, no? Caldo adesso. Camico, caldo. Ah. Tu sai cosa vuol dire, vero? Aver sulle mogli qua. Piena estate. 2800 piedi che mantiene. Adesso in volo agli 1 0. Ora 0 dopo. Trento, India Sally solo 0 in sottovento. Forza finale, 0. Io il Brenta così con poca neve, ma in questo periodo non l'ho mai visto. Cioè non me lo ricordo. Stai controllando l'elicottero?
Però è alto. È a 8000. Sottovento 36, Goditi, dai, guarda, ti passo sulle piste della paganella. finale, il 22 mantiene la pista bianca. Perfetto, hai uno considerato. Novembre in questo caso si divide ancora la 3. Libera. Tanta roba, eh? Tutto verde, tutto marrone intorno. Bello. Guarda il cast, però un po' di voglia me la fanno venire il giocare. Informazioni italiani direi che sarà informativo libera, vento calmo. Adesso guarda dov'è che interessi la TZ, vedi? Quindi noi siamo, ti ricordi, è fino, se non ti ricordi basta i clicchi, ma è fino a 7500 piedi la TZ, cast. Quindi noi a 6000 la interessiamo, no? Per cui un attimo prima di entrare gli dici cosa vuoi fare e lasciamo November Egg, diciamo attraversiamo lasciando November Egg. In realtà potrei anche non interessarlo, però glielo dico perché se il traffico magari in uscita. Trento, buongiorno, India 656. 30, ciao, avanti. Buongiorno, solo per comunicare che attraverseremo la TZ da ovest verso est, quindi lasceremo al November Echo. In questo momento siamo in ingresso alla Valle dell'Adige a 5900 piedi. Copiato, riporto lasciando poi vento calmo con H1037. 1037 riporta lasciando in 56. Dai Ale, capito? Salissano 0 in sottovento 36. Dai, Terrazza November. mi metti la prua. November, scusa, ripeti? Decolla 36 per la Sierra Nord, Terrazza November col traffico in vista, sottovento. Ok, copiato, riporta poi lasciando November 1. Riporterà lasciando November 1. Vorrei avere, mettimi il nord sopra, per piacere. Kilo Yankee da Trento, avanti. Siamo sul Sierra 1500 in avvicinamento al campo. Ok, riporta il lungo finale 36, vento calmo con H1037. 1037, riporteremo lungo finale per la 36. Sierra. Lago di tempo. Non c'entra un cazzo, non capisco perché è girata così. No, Ecco, giramela. Devo andare di là noi. Sì. Trento, India Service sono 0 in finale 36. Allora, vogliamo andare, se la puoi far girare, ti faccio vedere dove vogliamo andare. Cavalese è qua, là. Sì. Quindi questa la vorrei che si girasse. Lascia il 56. Beato, a dopo, ciao. Ciao. Non so se mi sono spiegato. Gira lui, guarda. Eh? Gira lui. Allora, Ale, fammi un favore, questo mettilo perché davvero... Oh, sì, ok, si gira lui, però questa è verso prua, giusto? Sì. Ok. Io pensavo di metterlo tipo col nord, capito come?
Ok. No, no, beh, ma dimmi tu come... Io capisco così, perché Ok, sennò... ok. Siamo in volo da mezz'ora, quindi cos'è che si fa alla mezz'ora? Si inverte il serbatoio. Sì, ce l'ha detto, ma ovviamente Pressione 0 solo agli 1-9 contropista. non l'abbiamo sentito. Prendi un po' tu. La valle è questa. Drip per drip. Contropista per indietro. Devi fare qualcosa? E guardavo che c'è un elicottero là, ma molto avanti. Adesso faccio la chiamata. Vedete? Lungo finale 36 km Yankee. Yankee, non è vista, riparto al corto. Kilo Yankee. Siamo noi. Sì. È ostia la Madonna, è sul Lagorai. È a 6.000 piedi sul Lagorai, quello del Trentino emergenza. Non c'è chiamata all'aria, ma... Ah no. Chi sta lì da Bolzano è là, no? È lì, dove c'è quella piana lì. Ormai è tutto qua. 36 kilo Yankee. Adesso quando vuoi fare la chiamata all'aria guardi dove sei. Adesso facciamo su Cembra. Informazione di Terra Alfa November Lazia attraverso ovest di... Quello è il lago lì. November 2 diretto a Fai, per un Sì, classico. Serraia e quello a fianco, non mi ricordo il nome. Comunque i laghi di Pinè. Ciao, grazie. Quella è la Costa Alta. Chiamata all'aria, India Alfa 656, sembra 5800 piedi. Siamo a 6.000? 5.008. Siamo lì? Va bene. Segui la valle, no? No, non andiamo troppo alto, è bello così, guarda. Sì. È perfetto. Madonna, senza vento, pieni di carburante. Ma che cazzo ci ferma? Oh? Innsbruck? Innsbruck, Fanculo. Innsbruck perché c'è la cultura proprio del luogo, dell'Austria. Anche 2-1, ciao. Ciao, grazie. Dopo quando torniamo ci mettiamo lì sul lago di Levico e facciamo 2 o 3 manovre proprio soft, poi ti voglio far vedere come tra virgolette è difficile tenere l'assetto giusto in virata, ma è fondamentale perché se io voglio fare, guarda scusa un secondo, voglio fare una virata così e non tiro al momento giusto e non uso il piede giusto, guarda il variometro, adesso è salito, adesso lo riporto a posto, devo guardare fuori e devo tirare al momento giusto. È tutto un giochino un po' sbifido, qui è un po' accentuata questa virata, però farti capire, più accentuata più devi tirare, ma al momento giusto, tiri troppo presto, vai su di quota, troppo tardi perdi quota, va giù il muso e se continui a tirare ti entra in spirale picchiata. Però per pilotare secondo me è importantissimo arrivare qui. Oh, pensa che lì, vecchio, come arrivi lì? Sei sulla Marmolada, arrivi là, in fondo c'è la Marmolada, volendo la potessi vedere anche oggi. 2 gradi, cioè così, dove va? Così potremmo andare in Puglia ora. No, tu devi fare le virate, devi tirare, molla. A, B. Da A e B. Saper pilotare è quello, cazzo, se da lì c'è un problema e devi venirne fuori in fretta, cosa fai? A, B. Autopilot, prua, cioè, dopo io anch'io, mi piace andare così, ma mi piacerebbe avere il controllo, insomma. Quant'è di volo? Charlie, Alti Milano, 36 minuti. 36. Cazzo. E abbiamo già fatto il lago di Garda, il lago di Ledro, Valle Giudicarie, Brenta, il lago di Molveno, Trento, adesso andiamo a Predazzo. Predazzo o Cavalese il primo, cos'è? Dimentico se Cavalese. Poi volendo, allungarla un po', puoi andare verso Cavalese, Moena, che sei lì in mezzo. Però, vabbè, ma guarda che in teoria 9-11, 10... Ah sì? No. In teoria un cazzo. Non c'è nessuno, mi sembra prenotato dopo, però... Fammi vedere, se non c'è nessuno prenotato, c'è per me comoda proprio.
Ok. Guardati. Gira la testa e fai ciao ciao con la manina. Ciao ciao. A 51 minuti di registrazione. Ok, no, volevo vedere un'altra roba. Cos'è che volevo vedere? C'era dopo. C'è prenotato, no? Chiamata all'aria, India 656, Capriana, 6200 piedi. Siamo solo noi. Quanto dura il carburante, vecchio? Vai. Picca lì, non ci arrivo. Picca con la X. Segui la valle, quindi oppalala. Oppalala. Che lago è sto qua? Sai che l'avevo guardato l'altra volta, non me lo ricordo più il nome? Non mi ricordo se Capriana, una roba del genere. A vedere. La Capriana è il posto e il laghetto non è neanche indicato qua. Sì, eccolo qua. Però il nome non c'è. Ma non me lo ricordo perché per andare in Marmolada mi ero preso questo riferimento, il laghetto lì e poi la valle lì entravi così e poi... Sei subito arrivato, da qua saranno 10 minuti. No, bisogna salire. Perfetto anche come temperatura. Tutto perfetto. Questo cos'è? Cosa? È già Cavallese, Mona? Sì. Ci credo, Mona. Cavallese. Aria Alfa Sierra 350, prossimo al Peller, in discesa per Monclassico, dai 6000. Bella Cavallese. Sei tu? Fare piste? Sì, come vuoi, Perché qua, quando entri nella Val di Fassa, magari non c'è un cazzo, ma magari becchi dei schiaffoni come ho preso io l'altra volta, no? Dal caso, guarda che bello, piste. Qua cazzo, qua io venivo a sciare tantissimo. Anche a Moena, che è proprio avanti. E no, cosa vuol dirti? E se ci sono le botte ti giri, no? Guardi se c'è l'elicotterino. Chiamata all'aria, India Alfa 656, Cavallese 6600 piedi. L'aria Alfa 350, là c'è il Monte Peller in discesa su Malè per Monclassico, dai 6000. Buon classico, non so neanche dov'è. Qua. Ho capito bene se è 6000 in discesa? India Alfa 56. Su Malè, Val di Sole. Ok, fa piacere, buon volo, siamo da tutt'altra parte. Ciao. Infatti ho sentito Cavallese. Qua il mio copilota mi diceva che eri vicino. Comunque buon volo e buona giornata. Hai capito Moena? Avrà capito Moena, Che hai visto? Via Charlie Charlie lascia Blande partire a 11.000 per il rifugio di Fiera. 11.000 piedi? Predacci. La Val di Fassa è di dentro. Poi
già individuato un bellissimo campo, vecchio. Ok, però intanto io vedo. Guarda lì, lo vedi? Bello. Accanto al fiume, quello lì è tutto libero. Perfetto. E qua dai, ce n'è posto. Quello è Predazzo. Predacci. Allora, sta a te, vuoi infilarti su per la Val di Fassa o ci giriamo, andiamo a fare un po' di manovre? Io direi 43 minuti. Oh, dai. Oh, Calma. la. Con calma sempre. Questo sarà stato 1,5 G, neanche 2. Un giro in meno secondi. Allora, vediamo un po'. Adesso passiamo sul lago di Serraie, su Pinè, insomma, e ci buttiamo scendendo, magari andiamo verso dopo che abbiamo passato Costalta, il lago di Pinè, andiamo anche sui 3000 piedi, lì facciamo 3000, 4000 al massimo, facciamo qualche manovra, poi rientriamo, facciamo un touch and go magari e poi andiamo a casa. Atterriamo per oggi. Come? Touch and go la prossima. Dai, Dai, ma prossima. va là. Dai. Credimi, Ale, è la cosa serenissima. Guarda quelle piste, dai, andiamo a vedere un po' più da vicino. Vedi l'impianto di salita dove arriva? Sì. È questo che fa... Lo senti? Tipo... Questo mica collegato? No, però magari ci arriva perché ho lasciato il volume acceso, ci arriva... Ecco, questa righetta qua se ne affuni via, no? Giusto per capire... Cermisse qua vicino, sai? È lì, Guarda che bello, Ale. O no? Finalmente un po' di neve, cacchio. Che meraviglia. E quel lago Rai? Siamo saliti, 7.000. Ah sì. Cominciamo pian pianino a scendere. Questo era il bandinone, quell'altro. Ma chi? Non so, il tipo che volava, però dico, questo è qua che sei a 6.000 piedi in discesa, io ero a 6.600. Sì, ma banderon. Guarda che roba che il lago Rai, cioè è impervio proprio. Sì. Guarda. E poi non hai la proporzione, però... Sì, ma no, ma l'ho sorvolato una volta col parapendio, avevo paura. Mi dice, tu non c'è un buco, no? Allora adesso lo prendi, ok? Non guardi qua, cerchi di orientarti, fai un ratio di discesa costante di 200 piedi al minuto
e fai tutto tu. Io ti faccio solo le chiamate. Non aumentare troppo la velocità. Sì, però guarda, no, vanno le temperature a puttane. Quindi tieni così. Però cerca di orientarti. Buongiorno da India, Papa Romeo Oscar Sierra. Quali sono i punti di riferimento più grandi che vedi davanti, attorno a te? Paganella. Ok, e? Libera. Quello là, con l'antennone, Cos'è? pallone. Ok, quindi sai che in mezzo c'è la Valle dei Laghi e sai che di qua c'è la Valle dei Laghi. E al di qua della Marzola, ora devi cercare, diciamo, Bedollo, che vabbè qua, e Pinè, sai che c'è Costalta, che è quella lì grossa a panettone, e ti dico, a occhio mi sembra quella lì Costalta, però butta tu l'occhio. Qua è bello, l'ho fatta col Foster per andare nella valletta basso così. Cosa? Lago. Quello è quello di Serraia? Di Pinè? Trento da India, Papa Romeo Oscar Sierra. Papa Romeo Oscar Sierra, Trento, avanti. Trento, l'India Papa Romeo Oscar Sierra, è un Charlie 1502 persone a bordo, volo VFR senza piano di volo da Bosco Mantico al vostro campo per una fermata. Al momento su Rovereto 3000 piedi, stima 4 primi per Cagliano. Che bella chiamata. Ti ricevo Atlanti, sei fuori zona, riporta Sierra 1. Riporterà al Delta Sierra 1, India Papa Romeo Oscar Sierra. Trento, l'India, Charlie. Va bene, ma le temperature, allora. Io potrei passare anche là per tagliare. Cioè, riporta poi il finale. era per farci i laghi? No, ma dopo è qua dietro, eh. Sì, beh, poi, ma certo, però voglio dire, ma come vuoi? Fai quello che vuoi. Temperature, perché? Veramente quando vedi un profilo così, Sto sopra. sì, stai nella parte dove è più ripido il profilo e non scendere più, cioè tienti il margine, capito? Mentre lì potevi sapere che ce n'è, però come principio, Magari anche puntando sbagliamo. lì per dirti, stai dove è ripido in modo tale che appena... Dimmi? Sbagliamo qua poi. Vai dritto così. Come vuoi, fai il cazzo che vuoi. Qua c'è la panarotta, che è questa, no? O questo o quello? No, questa. Bello. Ecco, adesso guardi Costalta da dietro. Cioè da dietro, da sud, che bello che è. Aspettati qualche sbuffetto, perché ovviamente dietro le montagne, in quei casi bisogna rallentare, no? Quindi devi cabrare. Cabra. 110, 105, oppala, lo metti giù pian pianino. Ok. Queste botte qua a 100 nodi non sono come a 130, se la passavi a 130 credimi che battevamo adesso stai scendendo 600 piedi a meno. Per la 36 riporta il lungo finale, vento cambio con H1036. Adesso comincia a scendere pian pianino verso laghi. Se vuoi perdere quota con calma, ti fai un pezzo di Valsugana. Destro, vento cambio. Buongiorno, da lei che fa il piazzale Italfly. Vogliamo fare il Trento, Andiamo al buongiorno. 3000? L'importante è che, cioè, se vogliamo fare una roba un pochino di allenamento, diciamo,
ci diamo un target e cerchiamo di rispettarlo. Allora, scendi adesso a 300 piedi al minuto. Se hai bisogno di trimmare ce l'hai qua, su giù. Se tu fai 300 piedi al minuto, dici quanto è che devo dare? 3000, sono 10 minuti. Dopo possiamo dire fai 400, però non zero. Ma è una cagna, Posso provare un attimo? Prova. Allora, guarda, io lo metto. Send information, India Mike Mike Charlie Alpha, holding point Alpha. Un assetto, guardando fuori, che per me è soddisfacente. Report runway 36, India Mike Mike Charlie Alpha. Io guardo là, sulla montagna, dopo do un check visivo qua. Per me questo è l'assetto di discesa. Dopodiché non sto a guardare i 50, anche perché c'è velocità qua. Io guardo fuori, vedi, cioè immaginati che sei su una rotaia in discesa. Questo è l'assetto che voglio ottenere, basta. Dopo me lo trimmo solo perché resti lì. Però 350, 400 è perfetto. Vai. Chiamato all'aria, al lago di Caldonazzo, 5900 piedi. Sottolento, pista 300, Zero riporta finale, abbiamo un Cessna che è vicino alla sierra e uno che ha lasciato 2 secondi di lungo. Avvocato Ok, volo lento, fermo qua. Allora, si rallenta, motore, e pian pianino tira dentro, tira dentro l'elica. India Papa Master Terra, un lungo finale. L'elica Seria conoscenza del traffico in questo momento. non lavora più, diciamo, no? Quindi L'operazione non inviti di porta il corso. adesso lo trimmiamo. Tra il corso India Papa Master Terra. Guarda che roba, ma... Guarda Ale. Guarda che roba. Sembra finto, Mone. Ok, allora, torniamo al nostro volo lento. Elica tutta dentro. Rallentiamo. Send information, India Mike Mike Charlie Alpha, runway 36 ready for departure. Alpha 36 free wind calm. Runway 36 wind calm, India Mike Mike Charlie Alpha. Facciamo 80 nodi, che praticamente è la nostra best glide. Adesso diamo il motore solo da tenerlo lì. Senti che roba diversa? Qua vabbè, adesso sono le paccotte delle termiche qua. Sentite che roba? Adesso diamo motore. Andiamo Corretto, ready. la Paloma Sierra in un finale, corto finale 3-6. Alfa Tango Bravo. Ok. 5000. Guarda Guarda la velocità. Cioè sapere anche un po' come cambiare, no? Gli assetti di volo. Trento India Charlie 60. Cambia tutto, Traffico, saliente lungo sternate. Gatta riparta per il corso. Corto Ah, finale. sei lo zero. Charlie Alpha Argonet 42, confirm your intention. Non ce l'avessi con noi, scusa. Allora. Mike Mike Charlie Alpha Trento. Ale, vai tu. Vai dai, scendiamo ancora un po' perché... Cioè... Alfa Tango Bravo, buongiorno. Io Sierra Papa Alfa Tango farei un Bravo assetto Trento, buongiorno. per pian piano andare... Approaching November 2 at Ma non vuoi fare due virate? Solo per fare le coordinate, Non robe... È una scuola, Bravo, copy, wind on ground is calm, QNH 1036, report crossing the field. Calling crossing the field and QNH 1036, Sierra Papa Alpha Tango Bravo. Charlie Alpha, trying to confirm your intention. È in finale 3-6 col traffico che precede in vista in via Sentilo. Send information, India Mike Mike Charlie Alpha,
Left downwind 36. Left downwind 36. Tercera parcheggio stand 11. Crescendo 03 salita era ventano. Rich. Ok, 4.700 hai la tua bella quota per la tua sicurezza e tutto quello che vuoi. Allora, adesso ti fai delle virate molto banali, però da arrivare alla tua prua predefinita, quindi te lo metto dritto, livellato. Ok, adesso fai una virata a 90 gradi, cioè ti porti a 90 gradi, quindi mirati l'obiettivo prima, guarda e vai. Piede cloche. Adesso bravo tanto, buongiorno. Bravo 2 Alfa, fronte anche di Gaspai, 130 senza piano, ma Giuliani e richiede informazione rubata. Il mio consiglio è quello, lascia stare qua. La 320 Cammo con H1036 riporta quando pronto. Guarda, 36 guarda Ale, come si muove. Destro 36 quando pronto. Chiamiamolo orizzonte, nel senso, il nostro orizzonte è questo purtroppo, però adesso il muso hai visto che l'hai messo giù? Tienilo lì. Quando sei lascialo in virata adesso. Quando sei in virata guarda come scorre l'orizzonte e dove scorre rispetto al tuo musetto, il tuo punto che hai. Io ho questo punto qua, un po' più sotto. Se io vado giù col muso lo vedi che ti scorre sopra, se vado su scorre sotto. È quello per le 7. Ok, adesso prova a farla semplicemente un po' più inclinata, è uguale però devi solo tirare al momento giusto. Vai, piede cloche, la metti dentro, un po' di più, ancora un po' di più, un po' di più, un po' di più, ok, lascia, tienilo così, tira, occhio, tienilo lì, guarda fuori, perfetto, stai salendo un po' ma va bene, tienilo così, piede, perfetta, tienilo, perfetta, guarda fuori. Ti hai perso appena ma va bene. Ok, esci dritto. E adesso rifallo di qua a 90 gradi, sempre abbastanza accentuata, quindi non salire di muso. Ok, piede cloche, entra, e adesso preparati ancora, entra ancora e preparati a tirare. Un po' di più accentuata perché così. No, è perfetta. Sì, adesso l'hai perso. Allora, andava bene Ale, l'unica roba in uscita la perdi, prova a tenerlo in uscita, cioè non perderlo, tienilo proprio. Bello. Vai. 90 gradi. Cosa? Livello. Allora, posso darti una piccola dritta che faccio io? Quando entro io, lo butto un attimo giù di muso mentre entra e poi subito dopo tiro, hai capito? È quello il momento, e dopo te lo gestisci piede cloche. Se vedi che io ho l'assetto lì, vedi che guarda la quota, vedi che è perfetta? Lo guardo lì, bene o male questo è il mio angolo di virata, voglio aumentare il bank, devo tirare di più, ciò lo perdo, capito? Ok, prova, cosa? No, a un'ora, bravo. Left downwind 36. Seconda faccia circuiti questa. Piede. Guarda fuori, non guardare qua, guarda fuori. Tienilo così è perfetto, tienilo così. Ottimo, non perderlo adesso. Guarda il muso. Vai. La stai perdendo, tira. Dai, va bene. Facciamo, ecco. Ecco 2, signore. Duo. Yes. Piaciuto? Stai qua un'ora a farti virate così, Mona. A parte vabbè, ti rimandi, ma
Però è utile, cazzo. È casino, mi sa, all'aeroporto. Via vai. Ma è francato. Allora, 4.000, adesso io voglio vedere tu. 4.110 nodi. Come ti prepari? Mi preparo con un ratio accettabile e punto giù, ma posso fare il cazzo che voglio. Cioè posso scendere così, posso scendere che arrivo là in velocità. L'altra volta con l'Alex ho fatto il sottovento, beh l'hai visto, no? Il sottovento a 120 nodi, E dopo... tutto in discesa, poi togli. Se vogliamo fare roba che la prepari bene, tutto, che è meglio, intendiamoci. Aspetta che glielo dico. For information, traffic Delta Alpha 42, passing November 2 inbound downwind 36, 3,300 feet descending. So for the traffic looking out in the November Foxtrot Alpha, we will maintain the east side of the valley. 30, buongiorno, India Alpha 656. 0 contropista, riporta libera. 5-0, contropista per l'India 660. Si libera sul raccordo, poi se mi sblocchi le pompe andrei a rifornire. Ok, pompa la verde, ok. Grazie. 30 da India Alpha 56. India Alpha 656 da 30 avanti. Rientra dall'Eco 2, 3900 piedi, poi si porterebbe in circuito sinistro 36, India Alpha 56. Grazie, riporta il cielo campo per il sottovento 36, vento calmo con H1036. 1036 riporterà il cielo campo, India Alpha 56. 30 India Bravo, facilmente partenza 36. Traffic is inside. Bravo, bravo, mantiene, abbiamo un traffico in corto per un toccapa. Mantiene, Bravo. Allora, noi stiamo andando giù come ballini. Voglio, cazzo, se no stiamo qua 2 ore, non voglio mica stare a girare. No, posso dare anche un po' di motore. No, è per capire io. Sto facendo robe un pochino più avanzate, tra virgolette, no? Tu fallo, poca velocità, ti porti a 100-110 nodi, tieni controllo delle temperature, ti metti un tuo 4-500 di scendere. Going around, riparte questo. Siamo sul cielo. Cielo campo, India Alpha 56, 3000 piedi. 656 riporta il sottovento 36, il cielo è una chiara in finale, ha appena effettuato una riattaccata, poi si inserirà in circuito. Ho sentito la riattaccata, quindi mi metterò numero 2, vado su 30, India Alpha 56. Abbiamo anche un altro traffico, il Delta Alpha 42 anche lui in sottovento per una serie di circuiti. Copiato, guardo fuori, India Alpha 56, riporterà il sottovento sinistro. La stazione era sovrapposta. Bravo è pronto dal destro 36. Vedo. Se è andato a destra 36, Visto, vento visto. calmo. Quindi bravo. Guardo solo dove va. India somebody Moscow Foxtrot Alpha November 23, 2500 feet, continue the climb to 3000 and will maintain the zone between November 2 and November 1 for maneuvering at 3000. 3000 piedi. Capi, A riporta manovre. Va bene. 36, touch and go. Come avrai capito, no? Tango copy to 63, wind calm. Runway 3, Sierra United. Ciao ciao. Turn to information, India Mike Charlie Alpha, left downwind 36. Voglio capire se lei... Report final 36, India Mike Charlie Alpha. Trento India Bravo, saremo pronti alla virata in controbase sinistra 36. Controbase, Il questo. copiatore pure riporta, scusa, confermi che mantiene i circuiti? Affermativo Bravo, virando in controbase, ho un traffico in vista che entra dal sottovento. Ok, perfetto, riporto poi al finale. India Bravo. Ci abbiamo lei. 656 la tua posizione? Sto entrando in sottovento e ho un traffico sopra di me in questo momento in vista, India Alpha 56. 56 riporta finale. Riporta la finale, India Alpha
3 cosa facciamo? Via motore per rallentarlo. Siamo November Delta, November Echo 4003 in discesa per la chiara. Delta riporta finale ospedale, vento calmo, NH1036. Quando arriva 1036, riporterà al finale. dentro l'elica, quando arriva attacca fuori. Ok. First information, India Mike Mike Charlie Alpha, final 36. Ok, controlli anche lì, va bene. Alpha 36, wind calm. Siccome siamo Interrogativo del altissimi, Delta è un traffico zona Cimirlo Povo. senza Ho un traffico che mantiene tra November 1 e Le November 2 velocità, 3000 piedi per manovre. allora landing, le pompe su, allora il controllo di sottovento è 36, linea Bravo, flap, leggero. arrivi qua, fai le 2 pompe, io faccio anche le landing separazione e riporta la poi finale. pompa tutta l'elica tutta dentro. November, ti risulta un traffico sul November Echo, interrogativo? Sì, prossimità al November Echo. No, non siamo a conoscenza. Era quello che... Copiato. È quello che ho visto anch'io e non lo sentivo, andiamo a 6. Sierra Tango into downwind runway 36, helicopter in sight. Tango copy, report and final. Following final, Sierra Tango. Ok. Mettilo giù bene, Matteo. Sì, ma facciamo touch and go, dai. No. Oh, che balle, oh. Trento informazioni, buongiorno, India Golf, India Charlie Oscar. Di Charlie Oscar Trento, buongiorno avanti. India Golf, India Charlie Oscar, elicottero Alfa Sierra 50 da Piazza Little Fly, volo scuola, 2 persone a bordo, AITA canale, chiede informazione al rullaggio. Vento calmo 1036, riporta pronto. Preferenziale 36, QNH 1036, riporterà pronta la partenza India Golf, India Charlie Oscar. Sicuro non lo vuole. Sierra Tango, Touch and turning go. base, runway 36. Peccato, beh, è bellissimo. Tango not inside, report on final. Call your final, Sierra Tango. Lungo finale, andiamo a 6. Ok. Controlli qua, controlli fuori. Center information, India Mike Mike Charlie Alpha, left downwind 36. Quello è Charlie Oscar, grosso. report final. Noi o sei lui? Final 36, India Mike Mike Charlie Alpha. India Tango Lima Fox Alpha da Trento. Davanti in ascolto, India Fox Alpha. Sierra Tango, final runway 36 for touch and go. E Tango 363, wind calm. Il Fox Alpha tu mantenevi November 1, November 2, 3000, giusto? 1, November 2, 3000 e 3005, India Fox Alpha. Sì, cioè non eri a nord-est verso Povo. Negativo, io vedevo l'elisoccorso Lo vedo, sul November Echo, ma io ero sopra la città, sopra il centro città. Trento linea 56 si riporta a sud perché mi ha virato davanti in finale un altro aereo e quindi vedo l'altro circuito che si sta approssimando al finale, quindi mi metto numero 3, linea 56. Siamo su Santa Chiara, al doppio delta. Copiato, riporta poi decollo. Finale 36, India, Charlie Alpha, bravo col traffico in pista. Copiato, vento calmo. Cosa facciamo? Quindi bravo e comunque sì, occhio che ha tagliato. Sei agitato, Sì, Dio caro. Perché? Perché ridi? C'è traffico davanti, traffico Madonna, a destra. ma... Spiegami, non mi dici un cazzo. Ma so di un... No, Ascolta, fuori? No, dicevo l'aeroplano che adesso sta mia. decollando, ha proprio tagliato il finale prima. Ci ha tagliato a noi, Dio caro. Copiato, Ho guarda, mi tutto aveva sotto riportato controllo, la base Ale. e poi mi ha riportato il Non finale. capisco questa L'ho guardato, agitazione. sembrava un circuito da qui normale. Lungo finale, India 56. Copiato, riporta in corto, non ti vedo. Riporterà in corto, India 56. Trento, bravo, siamo a sinistra del 36, manteniamo.
È tranquillo adesso? Sì. No. Ok. The Tango left down with 36 for Tango. The Tango report final. Call on final, Tango. Here we go. Come un dito? Ma lo vuoi il dito? Tango Papa Alpha Yankee Tango, good morning, guys. Tango Papa Alpha Yankee, small ROV. Oh papà, oh papà, via motore, teniamolo lì. E sul Saranno pennato. 36 wind calm QNH 1036 report when you're ready for backpack. Bordello, Dio povero. Cosa? Che bordello, Dio. Io ero di un sereno, non so come ti sei agitato così. Taxi to holding point Alpha report when you're ready for backpack. Trento, India Charlie Oscar, ready to depart 36 right side. Charlie Oscar, right. Uno che non ha comunicato, quello era il 3 che si Take off era. 36 right side, India Charlie Oscar. No, quello lì. 35 era liberato. Departure left side 36. And close to taxiway Alpha now. I think we have traffic on long final inside. We will follow as number 2. Libera via Alfa, India Alfa 56, grazie, buona giornata, buon lavoro. Trento, this is India, Victor Lima, Tango, November, EMS. November Trento. Quello lì che ci ha virato in No. We're ready for departure, runway 36, Era grossetto? east side. Non so dov'è. Ok, No, io parlo di quello che ci ha virato in finale, 1036. Invece quello che, tra virgolette, mi preoccupa di più è quello che non comunicava un cazzo che era a nord, che avevamo sopra. I'm ready for takeoff also. Era quello lì. Vai. No, November confermi destinazione? Passo San Pellegrino, passo San Pellegrino. com'è Alberto? Ok, 02, a dopo, ciao. Ciao. Trento, India Bravo e Fondo, sinistra 36. Tra la biga, no? C'è sinistro, vento cambio. India Bravo. Allora, Vietnam, November Delta Delta, we are taking off from Santa Chiara Hospital inbound to the right downwind for runway 36 inside the other helicopter taking off on the east side. Okay, copy report, right downwind.
Message.